Continua allora il viaggio di Veneto Agricoltura Channel nel mondo delle eccellenze venete a denominazione di origine DOP e IGP. Quest'oggi noi affronteremo una cosa veramente unica perché il pesce in generale e i prodotti marini non sono molto, come posso dire, presenti in questa lista. Il Veneto ne propone una importante, ovvero la cozza di Scardovari DOP. Quindi vi presento subito, e lo state vedendo, il presidente del consorzio di tutela della cozza di Scardovari DOP, che è Paolo Mancin. Benvenuto. Ecco, allora entriamo subito nel tema, perché la cozza, dicevo, è un prodotto particolare, e quindi come mai vi è venuto in mente di salvaguardarla e chiedendo la DOP? Ci è venuto in mente perché il nostro prodotto era molto ed è molto richiesto da tutti i mercati nazionali e anche internazionali. Allora, circa verso il 2000 abbiamo iniziato il percorso del riconoscimento della cozza DOP, appunto, e finalmente nel 2013 abbiamo avuto il marchio del Ministero. Dopo 2 anni abbiamo iniziato la commercializzazione e questo un po' è partito tutto da qui, insomma, perché la nostra cozza era molto molto richiesta. E quindi E avete visto un beneficio dopo aver ricevuto la DOP? diciamo non tanto, perché il problema nostro è che la nostra cozza non c'è tutto l'anno, ci sono solo un paio di mesi, da maggio, giugno, luglio di ogni anno, e quindi non è che abbiamo avuto un risalto enorme, però diciamo che stiamo facendo un progetto totalmente promozionale, appunto, per rilanciare questa cozza e dargli quello sviluppo che merita, ecco. Ecco, allora noi vi proponiamo, ecco, proprio questo approfondimento quest'oggi, perché stiamo arrivando al periodo di produzione. Il Presidente ha detto maggio-giugno, forse un po' di fine aprile, forse un po' di luglio, quindi sostanzialmente questi 3 mesi. E quindi vi avviciniamo, ecco, a questo prodotto che è veramente un'eccellenza. Vediamo di conoscerlo meglio attraverso questa scheda. La cozza di Scardovari DOP è un mollusco bivalve dalla forma allungata con conchiglia di colore nero-violaceo, appartenente alla specie Mytilus gallo-provincialis. Presenta valve bombate di circa 6-8 cm di lunghezza, forma quasi triangolare e sottili striature concentriche. All'interno il colore è viola madreperlaceo, ma questo aspetto può variare in relazione al ciclo produttivo. La sua zona di produzione è nel delta del Po Veneto, nel comune lodigino di Porto Tolle, più precisamente nella Sacca di Scardovari e nei territori delle frazioni di Scardovari, Camello e Santa Giulia. La sua storia è quasi centenaria. La prima cooperativa di pescatori della Sacca di Scardovari è del 1936. Il termine sacca individua un'insenatura che ha una superficie di 3.200 ettari e una profondità media di 1,5 m, 2 metri, che rimane in comunicazione con il mare aperto attraverso una bocca lagunare. La semina e l'accrescimento del seme della cozza di Scardovari DOP possono essere effettuati solo in vivaia all'interno della sacca. Le fasi di depurazione, lavorazione e confezionamento vengono effettuate all'interno del territorio con l'acqua della sacca. La cozza di Scardovari DOP va irrorata con abbondante acqua e si conserva al massimo per 4 giorni in frigorifero. È preferibile cotta, ma può essere consumata anche cruda. Quella della cozza di Scardovari è una realtà produttiva che raggiunge i mercati di diversi paesi europei, coinvolgendo centinaia di operatori ed aziende familiari. Allora abbiamo visto, Presidente, che la cozza di Scardovari DOP, questo prodotto proprio dell'area Porto Tolle e Scardovari, è importante per tutta la realtà di questo territorio, per le famiglie. Sì, infatti la cozza DOP viene lavorata appunto da imprese familiari che lavorano all'interno della Sacca di Scardovari, appunto, che è la zona di produzione della cozza DOP. Solo in questa zona si produce la cozza di Scardovari, nella Sacca, appunto. Ricordiamo appunto che è una DOP, quindi tutte le fasi di produzione
del prodotto devono avvenire all'interno del territorio definito. Questa è la differenza tra DOP e IGP, mentre l'IGP può avere qualche fase della lavorazione anche esterna. Ma quello che ci ha detto è molto importante se lo riferiamo a questo periodo Covid, quindi se molte famiglie vivono di questa produzione, di questa eccellenza, probabilmente faticano in questo momento, quando vediamo che i ristoranti, bar e le realtà turistiche sono ferme. Esatto, perché noi il nostro prodotto va esclusivamente ai ristoranti, appunto, alle zone turistiche. Anche l'anno scorso abbiamo avuto grossi problemi e praticamente abbiamo dovuto abbassare i prezzi per tentare di vendere il nostro prodotto e per fortuna l'abbiamo venduto perché la stagione ci ha dato una mano. Praticamente c'è stata un'estate non molto calda e le cozze le abbiamo raccolte fino a fine luglio in sostanza, ecco. Siamo riusciti a vendere tutto il prodotto nonostante che siamo partiti in ritardo appunto per il Covid. Quanto vale l'export per la cozza di Scardovari DOP? Diciamo che al momento la cozza DOP praticamente va venduta solo in Italia, non c'è al momento un mercato estero della DOP. Le cozze normali invece diciamo che 1 migliaio di tonnellate vanno in Francia ogni anno. Ecco, e per capire meglio tutta la realtà, poi alla fine i ristoranti come propongono, ecco, la cozza di Scardovari? Diciamo che ci sono vari modi di farle, col pomodoro, con salsa di pomodoro, gratinate, però diciamo che tanti ristoranti li fanno il più naturale possibile appunto per sentire il gusto di questa cozza che è molto dolce, che tenera il palato, è molto piena, appunto più naturale possibile la fanno per appunto per sentire proprio il gusto della laguna, del mare. Presidente Paolo Mancin, a lei come piace la cozza? Io nella cozza ci metto solo uno spicchio d'aglio e basta. Quindi cotta o cruda? Naturalmente la metto Cotta? uno spicchio d'aglio, un goccio di vino bianco e basta, non ne metto altro. Appunto perché voglio sentire la cozza e il suo gusto. Un po' di pepe? Un po' di pepe? O peperoncino? Dipende un po' dai gusti, perché ci sono dipende dal gusto di ogni persona, però Certo, certo. personalmente la mangio il più naturale possibile. Allora, grazie a Paolo Mancin, il presidente del Consorzio Tutela della Cozza di Scardovari DOP, veramente una grande eccellenza veneta. Ricordiamo che è anche il presidente della cooperativa Delta Padano, una delle più grosse cooperative appunto lì di Scardovari. L'appuntamento con Veneto Agricoltura Channel e con i prodotti DOP e IGP Veneti è alla settimana prossima. Arrivederci a tutti e grazie ancora a Paolo Mancini.